Dopo il nulla osta della Procura di Trento è il momento dell'addio alle vittime della tragedia della Marmolada. Mercoledì alle 10 attiene l'ultimo saluto a Tommaso Carollo, 48 anni. Alla stessa ora, sempre mercoledì a Isola Vicentina, verrà celebrato il funerale di Filippo Bari, 27 anni. A Barbarano Mossano, giovedì alle 9, l'addio a Nicolò Zavatta, 22 anni, il più giovane degli alpinisti travolti dal crollo. E mercoledì alle 16 al Duomo di Valdagno l'addio a Paolo Dani. Nelle prossime ore si conosceranno le date delle esequie e delle altre vittime venete dell'impressionante crollo del ghiacciaio. Le amministrazioni comunali si stanno organizzando per proclamare i lutti cittadini. Verrà probabilmente celebrato a Canazei con una messa in suffragio a Montebelluna il funerale di Gianmarco Gallina, 36 anni, e della compagna Emanuela Piran, 33 anni, bassanese. La coppia si era trasferita a Casella d'Asolo. Da parte nostra sarà un addio carico di dolore e di cordoglio per le vittime venete come per tutti gli altri, scrive il presidente della regione Zaia. Si rinnoverà il forte sentimento di vicinanza alle famiglie mai sopito nei giorni dopo la tragedia, mentre verrà dato l'ultimo saluto a persone amanti della montagna che rimarranno nei nostri cuori come le vittime di una delle più grandi tragedie della storia dei nostri monti, conclude Zaia. Intanto, sul ghiacciaio, dopo l'allerta lanciata ieri dal rifugista del Marmolada con l'apertura del grande crepaccio, è scattata l'attività di monitoraggio. È stata notata una frattura nel ghiacciaio in destra orografica rispetto alla calotta che è crollata i giorni scorsi, e una frattura che c'è sempre stata ma che forse in effetti è più larga del solito, ed è stata soprattutto notata una grande quantità di acqua che entra in questo crepaccio. E la temperatura era molto alta, era sui 16 gradi in quel momento a quella quota. Monitoraggio che continua con i droni. Al momento non abbiamo grandi evidenze di spostamenti, se non appunto del crepaccio che da ieri a oggi sembra leggermente aumentato di dimensioni, questo grazie al volo di stamattina che ha portato in quota sulla cima in sicurezza una squadra con i droni che stanno adesso facendo un rilievo completo della frattura.